Eccoci! Finalmente riusciamo a raccontarvi il viaggio in bicicletta di Milio Mille Miglia. 160 km sulla costa nel sud del Giappone. Obiettivo Cape Tui. Un punto panoramico in cima ad una collina che domina sull'oceano. È stato possibile viaggiare in totale sicurezza, dato che la maggior parte, per non dire tutte, le strade del Giappone, o perlomeno di questa zona del Giappone, possiedono una pista ciclabile al loro fianco. In compenso, l'illuminazione scarseggia, quindi di notte è molto difficile viaggiare anche all'interno della pista ciclabile, dato che c'è il rischio di non vedere le curve e andare a sbattere. Il viaggio è stato organizzato in questo modo: 4 giornate, 2 di andata e 2 di ritorno. La prima sosta prevede Nichinan, o più precisamente il paese di Aburaz. La prima parte del percorso è probabilmente la più semplice, dato che la costa non deve superare nessuna collina o montagna e il percorso è lineare. Inoltre ci sono diversi luoghi da visitare e quindi dove sostare riposando un po' le gambe. La maggior parte di essi sono templi shintoisti, ce n'è almeno uno per ogni paese. Possiamo paragonarli alle nostre chiese cristiane. Inoltre, lungo la costa ci sono diversi punti panoramici con delle viste mozzafiato. Lungo il percorso troviamo anche delle località turistiche abbastanza famose. La prima è San Messe Nichinan, famosa per le sue statue Moai che replicano fedelmente quelle dell'isola di Pasqua. In cima a un promontorio, infatti, è possibile visitare questa località. Al suo interno ci sono ristoranti, negozietti, musei e bar. Ma l'attrazione principale sono queste 7 statue, posizionate in modo che nel giorno di equinozio, quindi 2 volte all'anno, il sole sale verso il cielo passando esattamente in mezzo a queste statue. All'interno del complesso, inoltre, è possibile visitare un museo di insetti, molto interessanti, alcuni disgustosi. Ed il biglietto d'ingresso a questo luogo è di soli 800 yen, poco più di 6 euro. Poi il viaggio riprende. Seconda grande destinazione della prima giornata, il complesso di templi di Udo, gli Udo Shrines. E qui i nostri 2 protagonisti, Milio Mille Miglia e il suo amico Andre, andranno a sostare a lungo, poiché per visitare tutti i templi ci vorranno almeno 2 ore. Inoltre è ora di pranzo, quindi mangeranno qualcosa prima di ripartire. Come abbiamo visto negli ultimi video, lo shintoismo è una religione che venera i kami, le divinità di ogni cosa. Da poco però abbiamo scoperto che questo concetto si estende proprio a tutto, non solo agli elementi naturali, ma anche a edifici, macchine, case, navi, a qualunque creazione dell'uomo, fino ai più moderni robot, poiché i materiali utilizzati per la loro costruzione sono naturali. E questo è un concetto che, a mio avviso, porta culturalmente a rispettare il luogo e ogni cosa attorno a loro.
Uno degli oggetti chiave dello shintoismo è lo specchio, perché rispecchia in maniera assolutamente semplice quello che è il concetto generale dello shintoismo. Attraverso lo specchio infatti è possibile vedere tutta la realtà e quindi tutti i kami che sono attorno a noi. Per questo motivo, all'interno delle case giapponesi molto spesso è facile trovare un altare con sopra di esso per l'appunto uno specchio dedicato alla preghiera. Un altro concetto chiave dello shintoismo è quello della pulizia. Pulizia che si trasforma in purezza di spirito. La pulizia è importantissima ed è il motivo per cui all'ingresso dei templi ci si debba lavare le mani e la bocca. Ed è lo stesso motivo per cui i monaci tengano i templi costantemente puliti. Ma questo concetto si espande anche nella vita quotidiana. Infatti, i giapponesi tendono a tenere sempre pulita la propria abitazione e a lavarsi le mani prima di cucinare e prima di mangiare. E con questo non dico che noi occidentali non lo facciamo, ma che loro lo fanno per motivi, oltre che culturali, religiosi. Dopo aver cucinato dei noodles precotti con un fornelletto da campo, i nostri eroi ripartono alla volta di Cape Tui. La prossima destinazione è l'ultima della giornata, dato che si tratta di un luogo dove poter campeggiare con la tenda. Per la precisione a Nichinan, nel paese di Aburatsu, all'interno dell'Izakibana Camping Ground. L'unica pecca è che si trova in cima ad una collina, quindi per raggiungerlo bisogna pedalare parecchio. Inoltre, il luogo è infestato dalle zanzare e da qualche altra strana bestiola. E dopo uno spettacolare tramonto, via a Nanna. Secondo giorno si riparte alla volta di Cape Tui e subito un cartello ci ricorda che mancano ancora 40 km e le nostre gambe soffrono. What? Fortunatamente la buona compagnia permette ai nostri due protagonisti di proseguire senza dare troppo peso al dolore delle cosce e a quello in realtà più forte del fondoschiena. E tutto diventa più tragico nel momento in cui durante il percorso in cima ad una collina trovano una strada sbarrata per lavori in corso. E vengono così costretti a tornare indietro e cambiare percorso, scegliendo una scorciatoia che in realtà li porta a scalare una montagna. Il passo infatti, seppur bellissimo perché passa in mezzo alla foresta e alle montagne, è estremamente faticoso da superare. In compenso, tutto ciò che sale prima o poi scende. Ed è così che giungono in quella che sembra essere una zona rurale. E da qui si muovono verso Kushima, l'isola delle scimmie. Un forte desiderio di attraversare lo stretto per visitarla. Purtroppo, oggi, la marea è alta e le onde forti. Quindi nuotare per raggiungere l'isola sarebbe alquanto rischioso. Per questo motivo Andre e Emilio Mille Miglia ripartono verso Cape Tui, che non sembra più una meta così distante oramai.
Ed eccoci infatti, dopo uno sforzo finale, a poter godere dei panorami di Cape Tui e i suoi caratteristici cavalli selvaggi. E sebbene sulla mappa sembri piccolo, per raggiungere la Lighthouse di Cape Tui, ovvero il faro, bisogna comunque pedalare per altri 5,5 km in salita. Ma direi che ne vale la pena. E dopo aver fatto campo dietro ad una casa abbandonata in cima al promontorio, i nostri due protagonisti si possono godere il riposo ed il tramonto. E sebbene il viaggio non sia terminato, questo obiettivo raggiunto riscalda il cuore dei nostri eroi, i quali decidono di incorniciarlo con una visita notturna al faro. Il terzo giorno riparte con delle migliorie ai mezzi di locomozione. Dei cuscini di fortuna ritrovati nella casa abbandonata ci permettono di dimenticare per un po' i dolori al sedere. E subito, in mattinata, uno strano spettacolo di cavalli ci rallegra immediatamente la giornata. Ce l'abbiamo fiata, ce l'abbiamo fatta. Yeah! Oggi ripartiamo da Cape Tui e torniamo a casa. Però Del culo. Ci fa ma del culo. ed è con questo spirito che ripartono alla volta di Nicinan, ma in mente un solo obiettivo: la fatidica Isola delle Scimmie. Oggi forse la marea sarà bassa, forse sarà possibile camminare e nuotare per raggiungerla. E difatti è così. Più di metà dello stretto è stato possibile percorrerlo semplicemente a piedi, l'ultima parte nuotando. Però questo ha permesso loro di entrare nella baia dell'isola e di vedere finalmente le scimmie. Oh, Baby. the baby. Hi, man. Oh. Why do you... Vi presento il padre della famigliola. Non ci ha permesso di avvicinarci al suo cucciolo né alla madre. Ripartiamo comunque estremamente soddisfatti e pronti a tutto. Per arrivare infine, dopo all'incirca 12 ore di marcia, ad Ahoshima. Adesso ci vuole almeno una settimana di riposo, poi ne facciamo un'altra.